Per uno dei numerosi derby di questo girone meridionale di Serie C2, di scena al 21 settembre per la 10ª gara del girone di ritorno Matera e Martina. La gara odierna assumeva particolare importanza per la squadra materana che, sebbene conservi una distanza di sicurezza dalla zona calda della classifica, si vedeva costretta a cercare il risultato pieno per evitare di trovarsi invischiato nella lotta per la permanenza. Il girone in effetti presenta una classifica piuttosto corta e tutte le squadre, ad eccezione di Teramo e Martina, risultano chiuse in un fazzoletto di punti. Il Martina invece è già con la mente rivolta al prossimo campionato, per cui il suo impegno non poteva che essere quello prettamente sportivo. I presupposti per una gara valida soprattutto sotto il piano spettacolare vi erano tutti e in effetti la gara non ha deluso soprattutto nel secondo tempo, dove si sono verificati gli episodi determinanti dell'incontro. Il Matera ha impostato la gara come al solito sulla grinta e ha cercato di aggredire il Martina, cercando anche in tutti i modi di ottenere il vantaggio, e in più di un'occasione vi è andata vicino malgrado l'attenta difesa della squadra pugliese, costretta varie volte nella propria metà campo. Nei secondi 45 minuti la gara si è fatta più vivace, con il Matera che ha cercato di forzare il ritmo per ottenere il vantaggio e finalmente vi è riuscita in apertura al quarto minuto ad opera di Doriano, che recuperava un lungo cross sulla destra, convergeva verso la porta avversaria e lasciava partire un diagonale che Rocci non riusciva a neutralizzare. 1-0 per il Matera. Subita la rete, il Martina sembrava voler uscire dal proprio guscio e si riversava verso la metà campo del Matera, rendendosi pericoloso in varie occasioni. Ma Mancini faceva buona guardia e con un paio di provvidenziali interventi salvava il risultato acquisito. Ma il Matera non è stato di certo a guardare, mantenendo sempre in apprensione la retroguardia avversaria con le rapide puntate in avanti di un inesauribile Doriano e con Bonanni e Bertoia. La gara ha assunto toni vibranti per una buona mezz'ora e il risultato è sembrato in bilico in varie occasioni e i rispettivi allenatori hanno provveduto ad alcune sostituzioni per dare nuove energie in campo che potessero volgere a loro favore le sorti dell'incontro. Ma allo scadere il Matera ha avuto una nuova impennata. In veloce azione di rimessa, Bertoia ha trovato un varco sul settore destro del fronte di attacco materano, si è venuto a trovare in posizione favorevole per battere a rete e ha scavalcato con un pallonetto Rocci in disperata e scordinata uscita, depositando in rete la palla del 2-0. Era il 44esimo minuto del secondo tempo e nell'azione del gol il centravanti materano subiva un serio infortunio, tanto che era costretto ad abbandonare il campo in barella. Speriamo che non sia nulla di grave. Tutto sommato una vittoria meritata e cercata strenuamente dal Matera, che vede così migliorare la sua posizione di classifica, il che consente anche di affrontare più tranquillamente il finale di questo campionato.